Vigili del fuoco di Asiago, tra carenza d'organico, turni massacranti, difficoltà a raggiungere la sede, un grido d'allarme che arriva da chi si trova a lavorare nella caserma di Via 5, in un ambiente, quello montano, totalmente differente e difficile rispetto alla pianura, proprio per la tipologia del territorio in cui operano, accolto dal consigliere del Carroccio in regione, nonché vicepresidente del Consiglio Veneto, Nicola Finco. E ho presentato proprio in questi giorni una mozione per invitare la Giunta a fare pressioni presso il Ministero dell'Interno per rendere la sede di Asiago sede disagiata. Che cosa vuol dire? Vuol dire agevolare gli operatori, coloro che ci lavorano, con dei turni di lavoro diverso, quindi 12, invece delle attuali 12 ore di lavoro con 24-48 ore di riposo, fare 24 ore lavorative e 72 ore di riposo. Perché? Perché essendo la zona di Asiago una zona disagiata, difficile anche da raggiungere soprattutto da chi proviene da fuori altopiano, sia per cause legate al maltempo ma anche all'afflusso di turisti, è un sistema che permette ovviamente alla sede di Asiago di essere più attrattiva nei confronti magari di nuovo personale che potrebbe andare a lavorare sull'altopiano di Asiago, ma soprattutto sappiamo che mantenere una sede di vigili del fuoco sull'altopiano vuol dire mantenere un servizio di primo soccorso fondamentale, però per mantenerlo abbiamo bisogno anche degli operatori, quindi cambiare le turnazioni di lavoro vuol dire anche agevolare gli operatori e quindi rendere questa sede più attrattiva.